Benvenuti, bentrovati, appuntamento del mercoledì 22 gennaio 2020, Mirko Villanova in studio, venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv. Vi ricordo anche l'appuntamento sul digitale terrestre tramite e grazie a Caffè TV 24 che si vede sui canali 95 per quanto riguarda Veneto e Friuli, Venezia Giulia, ogni giorno in onda alle 19:40, 19:45 circa, in seconda serata e poi nella prima parte della mattinata. Questo per andare a ricordarvi i nostri canali. Vi ricordo anche che c'è il canale, abbiamo creato un canale sportivo vero e proprio nell'ambito di Veneto Globe, un canale che si chiama Streaming Sport, non potete sbagliarvi, non potete confondersi, quindi le nostre partite, le nostre interviste le comincerete a trovare sul canale sportivo di Veneto Globe, ovvero su Streaming Sport. Lo sci italiano, per cominciare, dovrà fare a meno purtroppo di Dominique Paris, per lui ginocchio rotto e stagione compromessa, finita, in bocca al lupo. Il tennis italiano invece urla di gioia per il successo di Fognini contro Opelka, Fognini in campo anche oggi, mentre come dicevamo ieri, prima vittoria importante del giovanissimo Sinner, l'alto atesino, che va avanti nella competizione. Va avanti anche la Camila Giorgi, che troverà nel prossimo turno la Kuznetsova. Pallanuoto agli europei di Budapest, oggi il Settebello gioca nei quarti di finale contro il Montenegro. È andata male invece al Sette Rosa perché ha perso contro la temibile Russia per 13-7. La sconfitta naturalmente è preoccupante perché ora ci si dovrà giocare le ultime chance per arrivare ai Giochi Olimpici di Tokyo in un torneo preolimpico che dovrebbe disputarsi a Trieste. Coppe nel basket, c'è l'Eurocup in campo, Eurocup che ha visto Trento perdere in casa dalla Virtus Bologna 73-67, mentre Venezia è andata ad espugnare il campo di Patrasso in Grecia, vincendo per 2 punti 70-68. Complimenti. In Champions, Brindisi batte il PAOK di Salonico 93-91. Oggi tocca al Sassari di Pozzecco contro Strasburgo, si gioca in Francia. Passiamo alla A1 maschile per quanto riguarda il basket, la TVB in crisi, qui vedete la TVB in foto quando i monumenti appunto a Treviso erano colorati, diciamo così, e per salutare proprio l'arrivo in A1 della TVB. Sabato la TVB ha perso al Palaverde contro Cremona per 94-84, è stata una sconfitta piuttosto sonora, piuttosto pesante, dopo che partiti male i ragazzi di Menetti erano riusciti a ribaltare la gara. Purtroppo non è stato così fino alla fine, quindi un'altra sconfitta. In testa al campionato c'è sempre la Virtus Bologna seguita da Sassari, il prossimo turno per Treviso è in trasferta a Pistoia, altra gara importantissima per Treviso perché dovrà fare risultato. Treviso tra l'altro che è corso subito ai ripari, ha accasato grazie al DS Gracis presentato oggi alla palestra Sant'Antonino questo giocatore Ivan Almeida, 30 anni, 198 centimetri, si spera in lui naturalmente che possa dare un'ulteriore scossa all'ambiente. E adesso pallavolo maschile perché oggi e domani quarti di finale di Coppa Italia in gara secca. Ci gioca anche in questo turno il Padova che va a Perugia. Final Four il 22 e il 23 febbraio a Casalecchio sul Reno. L'Imoco per la pallavolo femminile invece questa sera alle 20:30 gioca al Palaverde di Carità di Villorba per la Coppa e gioca contro l'Alba Blasi, le rumene già affrontate all'andata. Sentiamo Miriam Silla dopo la gara di domenica. E top scorer della partita, cosa che non capita sempre. No, non capita sempre per fortuna, cioè nel senso, adesso non so. E quando non capita sempre ci dà più valore, sei più felice, apprezzi di più,
però va bene, non è che adesso merito anche tutta la squadra, era una partita difficile, non giocata al 100%, cioè diciamo ok top scorer, ma quante caperate ho fatto? Un po'. Non mi lamento, però fosse stata in un periodo normale del campionato ci sarei rimasta male per la partita di oggi, per i momenti mancanti dove ho perso un attimo la bussola, perché quando si è nei momenti caldi bisogna essere ancora più attenti. Invece adesso lo accetto, ma non mi giustifico, perché comunque ho passato 1 mese e mezzo lontano dal campo, lontano dal gioco, torniamo con Ascia che era appena rientrata. Comunque Giulia ha fatto bene, ma io ovviamente non è adattare, non sono bravissima, diciamo che non sono un fenomeno di queste robe, e non sono un giocatore tecnico, quindi un po' difficile, ma va bene così. È stata una partita complessa, ma alla fine ce la siamo portata a casa con 3 punti, va bene così. E questa è la dichiarazione di Miriam Silla, che è stata molto, ha puntualizzato alcune cose anche piuttosto importanti, anche per quanto riguarda il suo carattere. Insomma, molti l'avevano criticata, ma brava invece Miriam a ritornare dopo, avete sentito, 1 mese e mezzo in cui non giocava e aveva avuto qualche problemino. Per quanto riguarda la pallavolo femminile, per quanto riguarda l'Imoco, quindi questa sera appuntamento importante contro le rumene del Blagi al Palaverde di Carità di Villorba, ore 20:30, fischio d'inizio. I Leoni del Benetton hanno perduto sabato contro l'Einster per 18-0 e hanno salutato definitivamente l'avventura in Champions Cup. Ora si concentreranno soltanto sul Pro 14 e molti di loro si concentreranno sulla nazionale, perché sono iniziati questi ritiri della nazionale e sono stati convocati anche giocatori in più che non erano nel primo invito, e cioè Rizzi e Pettinelli, quindi complimenti a loro. I Leoni sono sempre in abbondanza in questo ritiro della nazionale, della nuova nazionale di Smith. Ricompare anche Sgarbi, che mancava dai radar della nazionale da parecchio tempo. Parliamo di calcio adesso, perché la Serie A, o meglio il calcio mercato, è targato ed è colorato sempre nerazzurro. L'Inter sempre vivo, in attesa delle conferme ufficiali di Eriksen e di Moses. Sembra fatta più per Moses in questo momento che per Eriksen, però dicono che anche Eriksen manca pochissimo per la sua firma. Venerdì 24 gennaio si torna in campo con queste gare: Brescia-Milan, sabato invece Spal-Bologna, Fiorentina-Genoa, Torino-Atalanta, poi il turno completo domenica e poi il posticipo lunedì. Intanto ieri sera c'è stata la prima gara dei quarti di finale di Coppa Italia a Napoli. Il Napoli ha vinto per 1-0, ha trovato il gol dopo 2 minuti di gioco soltanto, con Insigne che ha trascinato poi i suoi durante una gara che li ha visti prima soccombere in inferiorità numerica e poi c'è stata, l'arbitro ha pensato bene di espellere anche un giocatore della Lazio, riportando in 10 contro 10 l'incontro. È stata una bella partita fatta soprattutto di tanti pali e tante traverse colpite da ambo le parti. Certo che un po' di sfortuna la Lazio l'ha avuta, perché questa sera, diceva Simone Inzaghi, questa sera non è andato bene veramente nulla. Anche Immobile, tra l'altro, si è presentato sul dischetto del rigore, è scivolato battendo il calcio di rigore, per la fortuna l'ha presa bene, ridendo non molto tutto l'ambiente poi alla fine dei 90 minuti. Stasera tocca ad un'altra gara, quella tra Juventus e Roma. Anche questa partita sarà veramente da vedere. Andiamo in Serie B, dove per le venete e le friulane inizia un'altra giornata. Venerdì Empoli-Chievo, sabato Cittadella-Benevento, poi Pordenone-Pescara e domenica invece sarà la volta e il turno di Venezia-Trapani. Nella Serie C si ritorna in campo oggi con Südtirol-Vis Pesaro, Padova-Virtus, Virtus Verona, un Padova che ha cambiato allenatore, via Sullo ed è arrivato Mandorlini, Vicenza, l'Anerossi Vicenza che affronterà il Modena, poi a Gubbio arriva la Triestina, mentre Piacenza affronterà l'Arzignano.
Andiamo in Serie D perché andiamo a Belluno per sentire Diego Zanin. Lo abbiamo ascoltato già nel programma Dilettanti a tutto campo, condotto dal collega Riccardo Bonvicini e che trovate sul canale sportivo appunto di Veneto Globe, ovvero Streaming Sport, e trovato anche su Veneto Globe, YouTube e Facebook. Andiamo a sentire Diego Zanin, allenatore dei bellunesi. Non è certamente un buon momento. È un po' difficile da commentare perché la prestazione secondo me è stata ottima. La squadra, l'approccio alla gara è stato buono, non abbiamo mai rischiato, purtroppo abbiamo commesso queste due grossissime ingenuità. In questo momento le stiamo pagando veramente care perché a Tamai hanno fatto 2 tiri, hanno fatto 2 gol, oggi uguale. Quando giochi con squadre comunque tipo oggi che hanno giocatori davanti molto importanti, di qualitativi, bisogna stare sempre molto attenti. Però la prestazione, la squadra è stata compatta, è stata unita. L'unica cosa è che è stato poco incisiva, però non ha mai perso le distanze, ha avuto anche la reazione sullo 0-2, quindi voglio dire sono tante cose positive. Purtroppo il risultato in questo momento ci stanno dicendo male, ma dobbiamo essere fiduciosi e comunque far quadrato tra di noi con grande serenità e senza disfattismi, e pensare che in questo momento dobbiamo accettare il verdetto del campo ma continuare sulla strada del lavoro che abbiamo intrapreso. Da De Agostini a Diego Zanin è cambiato un po' pochino per quanto riguarda il Belluno, che sta zoppicando e sta facendo fatica appunto per questo campionato di Serie D. Scivoliamo nel campionato di eccellenza, lasciando perdere il Giorgione nel girone A, che si è ripreso con la Belfiorese e adesso attende il prossimo turno. Nel girone B è vita dura per quanto riguarda il fondo, mentre la testa propone Portogruaro e Liventina a 35 punti, sorprende la Liventina che ha agguantato il Portogruaro, San Giorgio Sedico a 34, Porto Mansuè a 33. Questa la testa, poi vedremo il fondo, ma intanto andiamo a sentire l'intervista al tecnico Buondonno del QDP, con cui poi ci agganceremo per parlare del fondo classifica. Buongiorno, ci ritroviamo dopo una settimana e la riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, con la mia solita dire, ma non sono queste le partite dove devi raccogliere punti. Tu l'altra volta, domenica scorsa, mi hai detto però dovremo cominciare. Qui siete rimasti in partita fino sul 2-0 sotto, c'eravate in partita. Sì, diciamo che come domenica scorsa ci eravamo detti che non sono queste le partite da portare a casa qualcosa, però mi aspettavo un passettino in avanti, soprattutto quando si va sotto. Secondo me una squadra come la nostra deve avere la forza di reagire e di controbattere. Invece oggi mi ha dato un po' la sensazione di aver preso gol e poi di non essere riuscita a reagire nel modo giusto, quindi ripartiamo. Il nostro campionato comincia domenica prossima, anzi da martedì, per la preparazione della partita di domenica, e cercheremo, insomma, con le squadre probabilmente alla portata nostra, di giocarci questa salvezza. Sì, però sul 2-0 sotto io continuo a dire che non avete perso soprattutto la testa, ecco, magari tu non sarai contento sotto il profilo della reazione o cosa, però ordinati nonostante tutto, non arruffoni, non avete buttato via nulla. Sì, no, io sì, dal punto di vista del gioco sono anche relativamente soddisfatto, perché ho visto una squadra che quantomeno le 2 o 3 robe che abbiamo cercato di mettere dentro le stanno facendo, con le nostre difficoltà, giustamente, chiaramente, però stiamo cercando di mettere dentro quello che poi in settimana proviamo, quindi da questo punto di vista sicuramente sono soddisfatto. È chiaro che bisogna fare un qualcosa di in più, bisogna dare l'impressione di essere più pericolosi, perché altrimenti dopo diventa difficile e più semplice quindi per gli avversari. L'hai detto tu, da domenica Union Pro, avvisati? Da martedì Union Pro, da domani anzi cominceremo a pensare alla prossima, e partita chiaramente da dentro fuori, scontato dire che è una partita da 6 punti probabilmente, non da 3, per cui avanti con fiducia. Riconfermato, t'hanno confermato?
Noi allenatori viviamo un po' alla giornata, per cui da quello che ne so io sì, poi insomma si ricomincia martedì almeno. Bene, si ricomincia martedì a pensare alla gara che tra l'altro le telecamere di Veneto Globe seguiranno, quella appunto a Moriago della Battaglia tra Union QDP e Union Pro. Sarà partita da 6 punti, come diceva Bondonno, perché la classifica è questa: in fondo alla classifica c'è il QDP con 13 punti, poi il Montello con 14, sabato noi saremo proprio a Volpago del Montello per seguire la gara tra Montello ed Eclisse, altra partita importante. Union Pro 16 punti, Lia Piave ed Eclisse 18, Martellago 19. Per quanto riguarda il basket, chiudiamo solo ricordando la Ruker Sambe che ha perduto contro il Falcon Star di Monfalcone 68-69 al termine di una gara dal finale piuttosto incandescente. Si stanno aspettando le decisioni del giudice arbitro sul giocatore Tassinari, che se l'è presa un po' troppo contro l'arbitraggio. È tutto, ci fermiamo qui, la risentirci e la rivederci è per domani.